Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 16ª giornata di Serie B-Win allo Stadio Euganeo il Padova ospita il Grosseto, una maglia bianco-scudata personalizzata con il logo della Fondazione Gabriele Sandri, consegnata prima della gara ai familiari del tifoso della Lazio tragicamente scomparso. Dal canto nei Veneti deve rinunciare a Cutolo, Dramè in campo dal primo minuto. Nel Grosseto Giannini sceglie il 4-4-2, arbitra Pinzani di Empoli. E subito la formazione ospite si fa vedere con un pallone recuperato nella zona centrale del campo da Caridi, che serve sulla destra per l'inserimento di Alfagheme in area di rigore, il contatto con Renzetti e per l'arbitro Pinzani non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Rivediamo nel replay Renzetti che aggancia Alfagheme dal dischetto, va Ferdinando Sforzini contro il giovane portiere del Padova Perin, batte Sforzini ed è il gol del vantaggio dopo 9 minuti. Grosseto 1, Padova 0 per Ferdinando Sforzini, 7° gol stagionale. Ancora un replay. Subito risponde al 23esimo il Padova con Dramè che se ne va sulla destra, cross al centro e Olivi per anticipare tutti mette sul fondo e per poco non crea un autogol. Dall'angolo il colpo di testa successivo, il palo esterno colpito da Schiavi, come rivediamo nel replay, che salva la porta del Grosseto. Si vede ancora in attacco il Grosseto, c'è questo duro intervento di Donati su Caridi al 29esimo, cartellino giallo per il giocatore del Padova. Giannini osserva la sua squadra nel frattempo, punizione del Padova, palla in mezzo, colpo di testa di Cacia, altro sopra la traversa del Grosseto, ancora un cross e scontro durissimo tra il portiere Narciso in uscita e Dramè, sembra avere la peggio il portiere, gara sospesa per un paio di minuti, poi entrambi i giocatori si riprendono, vediamo anche Dramè ritorna regolarmente in campo. Primo tempo che si conclude con un cross e il colpo di testa di Cacia, palla ancora a sfiorare la porta avversaria. 1-0 per il Grosseto al riposo, si riparte nella ripresa ancora con la formazione toscana in attacco. Alfagheme, la chiusura all'indietro su Perin, palla liberata, controllo al limite, conclusione di Crimighe, palla fuori di poco dalla porta del Padova. Ancora il Grosseto, punizione di Ronaldo, colpo di testa di Sforzini e palla fuori misura. Ancora un Grosseto che nonostante il vantaggio continua a spingere con Gaetano Caridi che concentra la sua azione e poi va a questo tiro rimpallato da Trevisan in calcio d'angolo. Finalmente si vede anche il Padova con Marcolini per Lazzarevic in area di rigore, il pallone in mezzo e poi la chiusura ancora in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la formazione di casa, poi è Allenius lo svedese al debutto in Serie B quest'oggi nel Padova, pallone in mezzo, tentativo di girata di Lazzarevic e palla bloccata da Narciso a terra. Ancora un corner per il Padova, il pallone che viene recuperato da Caridi, duro intervento di Donati che rimedia il secondo cartellino giallo e l'espulsione al 74esimo, lasciando in 10 uomini la sua squadra che deve anche recuperare il gol dello svantaggio. Incursione centrale dello svedese, Allenius in area, cerca di andare al tiro, non ci riesce, semina scompiglio nella difesa avversaria. Sul fronte opposto entra Zanetti, gran tiro dalla lunga distanza e salva Perin che non si fa sorprendere. Ancora il Padova in attacco, finisce così con questo pallone liberato con la 4ª sconfitta stagionale per il Padova, la prima sconfitta casalinga. Il Padova viene raggiunto al 4° posto dalla Verona, seconda vittoria in trasferta della gestione Giannini per il Grosseto.